Una figura politica come quella di Emanuele Macaluso, oggi se ne parla qui al Circolo Empedocleo, una figura storica anche del Partito Comunista Italiano. Tratta di rivedere e di illustrare, di far conoscere e anche valutare il pensiero e soprattutto l'impegno politico che ha saputo spendere e in particolare il modo come lui ha saputo riconoscere le vicende politiche siciliane e viverle le vicende politiche siciliane fin da ragazzo, perché la sua fu una scelta di vita. Aderì al Partito Comunista, che ancora il Partito Comunista era clandestino già nel 41, da giovanissimo, ma partecipò a tutte le lotte sociali, partecipò alle lotte dei contadini e del movimento contadino, conobbe anche tutte le sofferenze e gli impegni che mise anche nel dirigere il movimento operaio siciliano, che in particolare le lotte che vennero fatte dai zolfatai sia nella provincia di Caltanissetta sia qua, ma ebbe poi un grandissimo ruolo e a livello nelle istituzioni e a livello della regione e poi a livello nazionale. Fu vicinissimo a Togliatti, ma seppe sempre essere un uomo libero e sempre avere una grande personalità che lo portò qualche volta anche a scontrarsi all'interno del partito, ma erano praticamente le cose positive che poteva fare un uomo come lui. Credo che nel dopoguerra la personalità politica di maggiore rilievo che ha espresso la Sicilia sia proprio quella di Emanuele Macaluso. Io, in aggiunta a quello che potrà dire, vorrà dire più e meglio di me l'avvocato Facciocchi, mi limiterò a collocare, ad inquadrare la figura di Macaluso all'interno della storia siciliana e comparativamente all'interno di un rapporto con le personalità più spiccate dell'istituzione e della cultura del periodo. Quindi per cercare di allargare la conoscenza e renderla anche più vasta, più popolare, più interstiziale della figura di Macaluso, trovandone anche la base, la giustificazione storica. Questo mi limiterò a fare.